Spino di Marmotte. Sì, ma le vedi tutte e tre. Dalla conca di Fuciade ai casoni di Valfredda, passando per i 2500 metri di Forca Rossa. Un meraviglioso giro ad anello che abbraccia in un solo colpo Trentino e Veneto. Benvenuti in Val di Fassa, benvenuti in Agordino. Sono i 1800 metri di località Le Frate, nei pressi del Passo di San Pellegrino, la base di partenza di questo anello escursionistico che si sviluppa fra verdi prati e in alta quota. I punti di riferimento comunque sono il rifugio Flora Alpina e Malga Boer. Andiamo! Le giuste indicazioni da seguire sono per il rifugio Fuciade. Su questa comoda e larga strada sterrata, praticamente quasi tutta piana. Nello sfondo il gruppo delle Pale di San Martino, dinanzi a noi tutto il gruppo del Costa Bella. È una prima parte caratterizzata da quelle che un tempo erano baite adibite ad uso pastorale. Oggi praticamente arricchiscono questo bellissimo paesaggio e sono divenute praticamente la residenza estiva di qualche fortunato villeggiante. Per molti la gita potrebbe concludersi qui, davanti a un piatto di canederli in questo rifugio gourmet. Per noi invece la vera avventura inizia proprio ora. Segnavia 607 in direzione Rifugio Contrin, denominato Sentiero Italia e altavia numero 2 delle Dolomiti. Per arrivare a Rifugio Fuciade occorrono una mezz'oretta di cammino, qualcosa in più, qualcosa meno. È da considerare comunque un tratto molto turistico, dell'anima pastorale di un tempo è rimasto solamente, diciamo, il bellissimo paesaggio e l'ambientazione, perché è un frequentato sentiero turistico. Ora però comunque lo scenario inizia a cambiare, abbandoniamo la folla mattutina per immergerci in questa
vera anima della Val di Fassa. Iniziamo a salire su questa classica serpentina dolomitica caratterizzata da colorate fioriture e da verdi alpeggi. Con un po' di fortuna magari riusciremo ad avvistare anche qualche marmotta. Segna via 693 che si inoltra in questa bellissima Val della Meda e che risale questo sentiero prativo. Ciò che rende unica comunque questa parte di cammino è il rosso scuro quasi fiammeggiante di queste rocce che contrastano con il bianco della Dolomia che ci troviamo alle nostre spalle e alla nostra sinistra. Stupendo! È un contrasto perfetto. Stiamo entrando nel territorio gordino, quindi nella regione Veneto. C'è da dire una piccola annotazione che in questa parte la segnaletica non è sempre ben presente. Ci sono comunque diverse tracce, peraltro abbastanza intuibili. Dotarsi magari di un GPX non sarebbe cosa errata da fare. Non ci sono comunque pericoli, almeno fino ad ora. Il 693 diventa un ghiaione dolomitico. Ora siamo sovrastati da queste pareti dolomitiche e alla nostra destra tutta la vallata che guarda la conca della Valfredda. Ora bisogna comunque prestare un po' di attenzione e guardare dove mettere i piedi. Io non voglio sembrare rompiscatole, però venire a urlare in montagna a 2000, quasi 500 metri di quota, litigare tra famiglie, io sinceramente state a casa vostra, litigate a casa vostra. Cioè, non voglio essere cattivo, però insomma... I panni sporchi laviamoli in casa? E non in montagna, perché se questo sentiero
era praticamente una pace, un silenzio. C'è qualcuno che pensa di essere al mercato ortofrutticolo del paese, non è polemica la mia, però insomma, Signor benedetto. I casoni di Valfredda nel frattempo alla nostra sinistra, il tintinnio delle campane e le fuciade. Meraviglioso. Allora il ghiaione come l'hai trovato? Pensavo peggio. E detto da me vuol dire tanto? Hai trovato punti particolarmente esposti? No. No, di livello. Larghissimo, ma neanche stretto da un piede, ecco. Insomma, esposto, un po' esposto lo Sì, è. è esposto, ma non è strettissimo, ci si passa. Non è neanche franoso, non è neanche... Di livello escursionistico. Sì. Si prosegue in direzione Forca Rossa, tralasciando le indicazioni per il 670 che riporterebbe alle Fuciade. E sono i 2490 metri di Forca Rossa, il nostro obiettivo di giornata, con le cime d'Auta che sembra toccarle con mano, tutte le Dolomiti bellunesi purtroppo parzialmente ricoperte dalle nuvole, così come quelle agordine, la Val di Franzedas, Magaciapella sotto di noi, tutte le palle di San Martino, incluso il Monte Agnier. Un silenzio, una pace, una serenità che ti riempie dentro e non c'è nessuna cosa materiale che possa fare altrettanto. Se non è spettacolo questo, signori, Vedi, sono avanti le marmotte, hanno anche colore civico. battute a parte, la segnaletica bianca-azzurra è quella che corrisponde all'Alta Via dei Pastori e al segnavia 694. Stiamo percorrendo ora infatti questo sentiero per dare origine alla nostra seconda metà dell'anello escursionistico. La marmotta, la marmotta. Lì. C'è una marmotta in posizione eretta, poi l'arrivo di altri escursionisti Vabbè. che sopraggiungono da valle Giustamente è andata in casa. in casa sua.
Demo. E dai. Ciao. E questo è il tormentone estivo che preferisco. Il tintinnio dei campanacci, degli alpeggi. Alta Via dei Pastori di nome e di fatto sono ancora presenti dei greggi, in questo caso di... Sono ancora presenti, non è che sia presenti da allora, Sì, giustamente. È ancora abitudine seguire la tradizione agro-silvo-pastorale delle orme antiche dei pastori. Ragazzi, ingagliate stagionato? Ti può andare bene? Comunque qui c'è pieno di marmotte. Sì, ma le vedi tutte te, io non vedo niente. Bella, pacifica, beata. Possiamo considerare questo un sentiero che diventa abbastanza marmottesco. Diventa marmottesco. Dai. Sì, ci sta. È sentiero casa marmotta. Perché si presta bene come habitat naturale di questi meravigliosi animali. Seguiamo sempre le indicazioni contraddistinte dalla colorazione bianco e azzurra, che identifica quindi l'Alta Via dei Pastori. È comunque un segnavia CAI 694. Si potrebbe comunque scendere a valle attraverso il 670. Noi preferiamo questa prima opzione perché ha un carattere decisamente più wild, come piace a noi. Se prima comunque abbiamo trovato qualche altro escursionista, soprattutto dalla parte che saliva dal Fugiate, quindi dal Trentino, in questa seconda parte dell'anello escursionistico possiamo dire che siamo praticamente noi in compagnia delle marmotte. Una famiglia di marmotte. Marmotta piove. Sì. Quella che stiamo percorrendo è una comoda strada sterrata ed è la stessa che vi avevo portato su questo canale qualche mese fa durante la stagione invernale. Le condizioni di innevamento quel giorno avevano cancellato buona parte di questo tracciato e dovete risalire per fare quel piccolo anello che comunque è stato molto appagante e che trovate nella nostra playlist dedicata alla Val di Fassa. È stato un percorso poco agevole che dovetti comunque risalire questi pendii erbosi che stanno proprio sopra di noi. Questo per dire che le condizioni di sentiero cambiano radicalmente dall'inverno all'estate. Non per nulla la Forca Rossa è una meta dei sci alpinisti che durante la stagione invernale si lanciano a valle partendo proprio da quest'ultima.
Clara! Clara? Sono in compagnia di due belle manze, Betty e Clara. Non sono gelosa però, sai? Ma che bei che è? E fra molti cavalli, eccoci anche agli splendidi casoni di Valfredda. Queste strutture un tempo non erano certamente baite come le percepiamo oggi, adibite al soggiorno estivo. Erano praticamente il luogo di residenza estivo dei pastori che venivano proprio qui in quota per la lavorazione dei formaggi e quindi per l'alpeggio. Con questo arriviamo anche alle considerazioni finali. Stiamo per concludere questo magnifico giro in circa 700 metri di dislivello positivo e 12 km circa. Comunque per i maggiori dettagli vi rimandiamo come sempre in descrizione. L'avventura in Val di Fassa continua e Giorgia, ma c'è un 3000 qui vicino, lo sai, vero? Ma chi lo sa? Forse vedremo qualcosa. Se come sempre questo video vi è piaciuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto. Comunque giornata strepitosa. E anche salvati dal tempo. Ultimamente ci va di lusso.